È una preghiera di Davide in mezzo alle afflizioni che affrontava e nonostante le difficoltà lui finisce la preghiera dicendo che era fiducioso nel suo Dio, nel nostro Dio, perché era un Dio che gli faceva del bene. E nonostante le difficoltà che affrontiamo noi, sappiamo sempre, magari non riusciamo a capire, ma possiamo avere sempre la certezza che il nostro Dio è il meglio per noi. Preghiamo per iniziare il nostro culto. Grazie Padre perché questa sera abbiamo una nuova opportunità di offrirti culto, Signore. Grazie per tutti quelli che sono qui stasera. Aiutaci a capire la tua parola, Signore, e accetta la nostra lode. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Buonasera Chiesa, invito la Chiesa a lodare il nostro Signore tenendo... alziamoci in piedi, io sono già in piedi ma invito anche a voi. Tenendo in mente quello che ha detto Junior, che abbiamo un Signore in cui avere fede, un Signore che ci tenerà nei momenti difficili. Rendiamo lode al nostro Signore, sapendo che Lui è quello che ci ha portato la grazia, è quello che ci ha portato la salvezza, e che possiamo cantare a Lui con la nostra fede, con il nostro amore, perché Lui è il nostro Re e il nostro Signore. Amen. Cantiamo a Lui. La stella del mattino arreterà, Signore, la lode va a Lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò, la lode va a Lui. Cantiamo Gesù. Gesù, tu sei Re, regna nei nostri cuori, tu hai il regno ed il potere, per sempre amen. Cantiamo a Lui. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Tu sei Re, Cantiamo la stella. la stella del mattino arreterà, Signore, la lode va a Lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò, la lode va a Lui. Cantiamo Gesù. Gesù, tu sei Re, regna nei nostri cuori, tu hai il regno ed il potere, per sempre amen. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un solo popolo a proclamare, cantando più forte, più forte.
che unì la tua morte ci portò la vita, il dono completo accesso al cuore del Padre. Il velo che separava, mai Dio separerà, la luce una volta spenta, ora brilla e sempre forte brillerà. Per adorarti, che cosa? Rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo riuniti qui. Gesù, in tua presenza siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo e arrendiamoci a te, perché unì la tua morte ci portò la vita e donò completo accesso al cuore del Padre. Il velo che separava, mai Dio separerà, la luce una volta spenta, ora brilla e sempre forte brillerà. Cantiamo a Lui. Per adorarti, rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo riuniti qui. Che separava, e Dio separerà, la luce una volta spenta, ora brilla e sempre forte brillerà. Cantiamo per adorarti. Per adorarti, rendere grande, dare la lode che a te è dovuta. Siamo riuniti. Siamo riuniti qui. Siamo riuniti qui. Amen, Chiesa. Siamo riuniti qui per lodare il nostro Signore, per adorare a Lui, che quello che merita la nostra lode, quello che merita la nostra adorazione, e noi non meritiamo invece nulla. Lui ci ha donato tutto per grazia, tutto perché Lui è il nostro Dio, perché Lui 2000 anni fa ha mandato il suo Figlio come sacrificio, e per quello oggi possiamo essere qui, possiamo raggiungere la vita con Lui, e grazie a Lui che siamo tornati a essere figlio, perché Lui è andato quel giorno in croce e ha lavato tutti i nostri peccati con un sacrificio di croce, un sacrificio profondo che non capiamo, non riusciamo a capire quanto è profondo, quanto è grandioso. Quindi che possiamo iniziare questo anno capendo che questo sacrificio è quello che ci sostiene, è quello che ci porta avanti, è quello che
ci porta di avere una seconda opportunità, un'opportunità di vivere con Lui. Cioè, l'anno è un anno nuovo, c'è tutta quella cosa di delle obiettivi, tutto quanto, che possiamo avere un obiettivo in comune, che avere una vita più vicina al nostro Signore, una vita più profonda con Lui, una vita con più sacrificio come Lui ha fatto. Essere cristiano, avere una vita con Gesù, e avere una vita di dire no a se stesso. Quindi che possiamo capire cos'è essere figlio di Dio, cos'è avere una vita con Lui.
giudizi e le sue vie. Che profonde ricchezze il conoscere il sapere di Dio, incommensurabile suoi giudizi e le sue vie. Che profonde ricchezze il conoscere il sapere di Dio, incommensurabile suoi giudizi e le sue vie. A lui la gloria, a lui la gloria, a lui la gloria, per sempre. Amen. A lui la gloria, a lui la gloria, a lui la gloria, per sempre. Di nuovo a te, se vendessi ciò che possiedo in cambio dell'amore io fallirei. Perché l'amore non si compra né lo si merita. L'amore è un regalo, per grazia si riceve. Cantiamo. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù, e dimorare in te. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Mio orgoglio mi strappò dal giardino, la tua beltà mi riportò di nuovo a te. Se vendessi ciò che possiedo in cambio dell'amore io fallirei. Perché l'amore non si compra né lo si merita. L'amore è un regalo,
Grazie Padre, grazie perché possiamo rendere un'adorazione a Te, Padre. Grazie perché abbiamo una famiglia, Padre. Grazie perché abbiamo una casa da abitare, Signore. Grazie perché abbiamo cibo da mangiare, Signore. Grazie perché abbiamo Te, Padre, per rendere culto, per rendere adorazione, per rendere lode. Grazie per il Tuo sacrificio, Signore. Grazie per l'anno che ha passato, Padre. Grazie, Signore, per l'anno che viene, Padre, che arriva. Che possiamo essere più vicini a Te, Padre. Vogliamo conoscerti, Signore. Vogliamo ringraziarti, Padre, per tutto, Padre. Tutto quello che siamo, tutto quello che abbiamo. Sapendo che senza di Te non siamo nulla, sapendo che senza il Tuo sacrificio non possiamo fare nulla, Padre. Quindi rendiamo a Te lode, Padre, rendiamo a Te adorazione. Ti chiediamo, Padre, da continuare qui, Signore, da manifestare il Tuo Spirito Santo, Padre. Vogliamo, Signore, come Chiesa capire più di Te. Vogliamo, Padre, come Chiesa imparare più del Tuo Vangelo, più del Tuo amore, più di Te, Signore. E ti chiediamo, Padre, continua qua, Signore, manifesta il Tuo Spirito Santo tramite la parola, Signore, che possiamo uscire da qui, Padre, con una conoscenza più profonda del Tuo Vangelo, con una conoscenza più profonda del Tuo sacrificio, conoscendo di più quello che sei, Padre. Per quello, Signore, ti ringraziamo, ti rendiamo gloria. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Buonasera ancora, per chi non era arrivato. Buonasera. Dai ragazzi, è freddo, io non sento i miei diti, però buonasera. Grazie. Stasera daremo continuità ai nostri studi sulla lettera ai Colossesi e arriviamo al capitolo 4. Il testo precedente finiva il primo versetto del capitolo 4. Stasera vedremo i versetti da 2 a 4. Leggiamo il testo insieme. Colossesi 4, dal 2 al 4. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero, e che io lo faccia conoscere, parlandone come devo. Padre, parla al nostro cuore, Signore,
plasma il nostro cuore, aiutaci a capire la tua parola, Padre. Una volta usciti di qui, che possiamo anche mettere in pratica tutto quello che tu ci parlerai stasera. In nome di Gesù. Amen. I testi precedenti, forse le ultime 2 prediche, tranne quella del Natale, Paolo inizia con le istruzioni finali, diciamo così, ai Colossesi, a quei fratelli di Colossesi. Quindi ha già trattato tutti quei problemi che abbiamo visto in tutte le prediche precedenti. Una volta risolto, tra virgolette, una volta istruiti come risolvere quei problemi, ora Paolo inizia a dare istruzioni alla Chiesa di come devono comportarsi. Ha parlato del rapporto tra genitori e figli, ha parlato del rapporto tra schiavo e padrone, e stasera inizia un argomento un po' diverso. L'argomento centrale del testo che vedremo è la preghiera. Il verso 2, Paolo inizia proprio dicendo: perseverate nella preghiera. E sulla preghiera vedremo 3 aspetti diversi. Il primo aspetto è l'assiduità. Paolo non dice soltanto a quei fratelli che loro devono pregare, ma che devono perseverare in essa. Cioè devono fare con frequenza, con costanza. Questi sono tutti sinonimi di perseveranza. E questo è importante perché, faccio una domanda retorica, non dovete alzare le manine, ma quante volte o chi ha l'abitudine di pregare durante il giorno? Quando pregate durante il giorno? O pregate durante il giorno? Pregate magari quando vi svegliate? Oppure siete abituati a pregare solo prima del pranzo, prima della cena? Forse neanche questo. Prima di dormire, preghiamo. E nell'intervallo tra queste preghiere, queste solite preghiere, durante il nostro lavoro, per chi lavora, preghiamo. In università o a scuola, nel collegio, preghiamo mentre studiamo, mentre facciamo, non so, gli affari di casa. Questa è un'abitudine nella vostra vita. È una difficoltà che ce l'ho io. Non di pregare, perché ho l'abitudine di pregare mentre studio, mentre lavoro, mentre faccio tutte queste cose. Io sono sempre lì a parlare con Dio. Ma ho una difficoltà di separare un tempo durante la giornata e dire non farò nient'altro che pregare. Anche questo dovrebbe essere un'abitudine nella nostra vita. Per me questo è difficile. Ma ci sforziamo. Cosa vuol dire perseverare nella preghiera? Quando leggiamo il testo di 1 Colossesi capitolo 5, verso 17, se non mi sbaglio, dice che non dobbiamo mai cessare di pregare. La vita del cristiano deve essere una preghiera costante. Ho parlato delle preghiere, quelle che sono più solite, ma ricordiamo di pregare anche per gli altri, per i nostri fratelli, per i fratelli della nostra chiesa, per la nostra famiglia. Preghiamo anche per quei fratelli che non conosciamo nemmeno, fratelli che appartengono a altre chiese, magari fratelli che vivono
in un posto dove non hanno la libertà di adorare il nostro Dio, che sono perseguitati, che rischiano di finire in carcere o di morire per adorare a Dio. Ci ricordiamo di pregare anche per loro. I missionari che vanno dove spesso non abbiamo il coraggio di andare noi. Perseverate nella preghiera. Motivi per pregare non ci manca. Le nostre preghiere non devono essere solo se troviamo una ragione specifica per farlo. Cioè, mi serve qualcosa, ho un problema. Di solito queste preghiere ci ricordiamo spesso di farle, no? Ho un problema, prego. Ho una difficoltà nella mia vita, prego. Sono malato, prego. Le cose vanno bene, non prego. Mi dimentico. Se le cose vanno tutto normale, tutto in ordine, non prego. Questo è spesso una realtà nella mia vita, immagino anche nella vostra. Assiduità. La preghiera spesso viene dimenticata, non dovrebbe, ma a volte anche nei culti, di spesso, non dico nel nostro culto, ma spesso si trova delle chiese su internet, possiamo guardare i culti di diverse chiese, e che a volte la preghiera praticamente non c'è. E quando c'è, sono quelle praticamente automatiche, le solite, forse anche le stesse parole. Assiduità nella preghiera. Il secondo aspetto che Paolo parla in questo testo è il modo in cui pregare. Il modo, tra virgolette, non è proprio il modo, ma ci dà un indizio su come pregare. E la continuazione del verso 2 dice: perseverate nella preghiera, vegliando in essa. Paolo fa utilizzo di un termine militare, vegliare. Vuol dire essere attento come una guardia, un soldato in sentinella. Un soldato che è sulla torre a guardare se i nemici si avvicinano. Non può chiudere gli occhi, deve stare attento a tutto. Dobbiamo essere attenti mentre preghiamo, non solo fare con assiduità, ma dare la dovuta importanza a quello che facciamo. La preghiera non è una cosa banale. John Piper, c'è una frase in cui lui dice: vegliare in preghiera è riconoscere che siamo deboli, che il nemico è forte, ma che Dio è sovrano. Un altro teologo, John MacArthur, dice che la preghiera è guerra spirituale e non pregare è dichiarare indipendenza da Dio. Non è una roba qualsiasi. È importante, è un'arma nella mano del credente. Ma se viene sottovalutata, può anche metterci in difficoltà. Questo vuol dire che dobbiamo non solo essere attenti con cosa parliamo, con cosa diciamo, ma con la serietà che prendiamo la preghiera. Se lo facciamo solo per fare, solo per abitudine, è un inizio, forse sì, ma è abbastanza? Non direi. Diamo l'attenzione che dovremmo dare quando preghiamo magari per il cibo e a malapena ragioniamo su quello che stiamo dicendo perché vogliamo soltanto mangiare presto, abbiamo fame. Hai riso, no? È normale. A volte, o quante volte non è capitato che avevi fame, il cibo era lì pronto,
magari anche in chiesa, nei nostri incontri, era lì a prendere qualcosina finché qualcuno ci ferma e dice: preghiamo prima. Oh, io volevo mangiare, preghiamo di nuovo. Quando abbiamo questo tipo di comportamento, diamo la dovuta serietà alla preghiera. E poi spesso ci lamentiamo che Dio non ci ascolta. Non sarà forse per questo? Un altro aspetto riguardo alla preghiera è il contenuto della preghiera. La continuazione del verso 2 dice: perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. E su questo abbiamo parlato nel nostro culto di Thanksgiving, di ringraziare a Dio, ma il fatto è che il ringraziamento dovrebbe fare parte di tutte le nostre preghiere. Ah, ma Junior, la mia vita va di male a peggio. Ho problemi con la mia famiglia, ho problemi a scuola, a lavoro, ho problemi di salute. Devo ringraziare? Sì che devo. Abbiamo sempre qualcosa su cui ringraziare. E se noi come cristiani non riusciamo a vedere questo, un problema c'è e non è piccolo. Prima Tessalonicesi 5,18, che è proprio il testo che abbiamo visto nel Thanksgiving, dice: in ogni cosa rendete grazie, anche nella difficoltà. Noi abbiamo un Dio che si è fatto uomo, è venuto su questo mondo, è vissuto in mezzo a noi, è finito appeso sul legno, ha portato i nostri peccati, si è fatto maledizioni per noi e poi è risorto. Se non riusciamo a vedere la grazia che c'è in questo, vedere sulla croce un motivo di ringraziare, nonostante le difficoltà che affrontiamo, possiamo definirci come cristiani? Se questo non è abbastanza su cui ringraziare, nient'altro sarà, ragazzi. Tutte le altre cose sono momentanee. Dobbiamo sì vedere tutte le benedizioni che Dio porta su di noi, anche le piccole, ma non solo, perché il dono più prezioso noi abbiamo già ricevuto. C'è la famiglia di Camilla è qui stasera, loro sono venuti questo fine anno per passare le feste insieme a noi. E forse questa settimana, all'inizio settimana, la mia cognata ha iniziato a leggere un libro, un piccolo libro a Luigi. E c'era una storia che era Edimondo e il Resmungo. Resmungo sarebbe, in italiano, sarebbe le lamentele. È una storia davvero interessante. È un ragazzo che viveva in un piccolo paesino dove tutti si lamentavano. La Resmungolandia, Lamentelolandia. Ma ogni volta che loro si lamentavano di qualcosa dovevano mettere questo lamento su un sacco e portare questo sacco sulle spalle. E durante la giornata il sacco diventava pesante perché tutti lì si lamentavano di tutto, vedevano problemi ovunque e diventava un peso, ovviamente. E alla fine si lamentavano anche dei lamenti che avevano fatto. Finché questo ragazzo Edimondo ha trovato un altro ragazzo, non mi ricordo il nome,
che questo era felicissimo e il suo sacco sembrava vuoto, non era vuoto, ma era leve. Era un sacco di grazia. E questo Edimondo voleva sapere, ma cos'è questa grazia? Perché è così leggera? Perché è facile da portare? E questo ragazzo ha detto, guarda che da dove vengo io, la Graziolandia, noi portiamo solo grazie e le grazie sono leggere. Posso conoscere questo posto? Certo, vieni insieme a me. E durante il percorso c'era lì Edimondo che diceva, ma questa strada è troppo lunga, lamentele. E quest'altro ragazzo diceva, ma su questa strada possiamo correre, divertirsi, giocare. Ma guarda che su questa strada è piena di buco. E l'altro ragazzo, sì, ma quando piove questi buchi diventano buche di fango? Si dice pozze di cose? Questa cosa su cui possiamo giocare. Uno vedeva problemi e lamentele, l'altro sulla stessa cosa vedeva motivo su cui ringraziare. Non racconto tutta la storia, però Edimondo alla fine ha iniziato a ringraziare, ha buttato via quel sacco di lamentele, ha iniziato a prendere il sacco di ringraziamento che era leggerissimo e è tornato a casa sua per raccontare agli altri abitanti, alle persone che conoscevano, che loro potevano portare anche loro questo sacco di grazie. L'idea è, avete capito, no? Non importa esattamente quello che sta succedendo a noi. Quello che importa è come riusciamo a guardare queste cose. Troveremo problemi in tutto o possiamo scegliere di trovare opportunità? Opportunità per avvicinarsi a Dio, opportunità per dedicare più tempo a Dio. Tutto dipende da noi. E alla fine, se non riusciamo, il problema siamo sempre noi. Paolo continua il testo nel verso 3 dicendo: pregate nello stesso tempo anche per noi, Paolo e Timoteo, come abbiamo visto già all'inizio, Timoteo era insieme a lui, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero. Paolo conosceva bene il potere della preghiera e chiede a quei fratelli di pregare per loro. Ma la cosa interessante è che Paolo non chiede di pregare perché le catene si spezzassero, le porte si aprissero e loro potessero andare via del carcere. No. Il motivo per cui Paolo chiede la preghiera è che si trovasse un'opportunità, le porte per predicare il Vangelo si aprissero. E questo ci parla sull'importanza che diamo alle cose. Insomma, se c'era qualcuno lì che poteva lamentarsi, era Paolo. Non credo che qualcuno qui è già stato in carcere, no? Spero. E che neanche che andrete a finire in carcere un giorno. Paolo era lì. Poi se capita, chiedete il mio aiuto, io pregherò per voi. Forse non per essere liberti, ma forse pregherò come Paolo ha chiesto la preghiera, per avere opportunità, nonostante le difficoltà in cui si trovava, di predicare il Vangelo. Paolo sapeva che poteva morire lì. E comunque la sua richiesta di preghiera era: voglio avere l'opportunità di pregare il Vangelo. Qual è stata l'ultima volta che abbiamo pregato per avere opportunità di predicare il Vangelo? Abbiamo già pregato per questo, per avere questa opportunità? Anzi, vogliamo avere questa opportunità? Dobbiamo. Se siamo cristiani, dobbiamo voler avere questa opportunità.
dobbiamo voler predicare il Vangelo agli altri, a tutti coloro che sono vicini a noi. Il Vangelo a cui Paolo chiama di il mistero di Cristo, una volta che questa porta si aprisse, lui era sicuro che si aprirebbe con la preghiera dei suoi fratelli. Nel verso 4 lui dice: e che io faccia conoscere questo Vangelo, questo mistero, parlandone come devo. E a volte è proprio per non sapere parlare come si deve che non parliamo a nessuno. È proprio per paura, forse, o per credere che non siamo abbastanza bravi, scegliamo di non predicare, di non parlare del nostro Dio agli altri. Forse perché non vogliamo essere presi in giro dai nostri colleghi, è possibile. Forse perché non vogliamo essere perseguitati, non come Paolo, ma magari al lavoro, non so. Forse perché vogliamo semplicemente evitare di essere a disagio, insomma, magari ho vergogna di parlare di Dio. Matteo capitolo 10, dal 16 al 20, c'è Gesù che parla ai suoi discepoli dopo aver scelto i 12, provando a incoraggiarli. Ha detto così: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti ai governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Attenti ai prossimi versi. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Quello che Gesù stava dicendo è che lo Spirito Santo di Dio avrebbe parlato attraverso quelle persone, a quei discepoli, per difendersi davanti al tribunale, davanti a quelle persone. Perciò possiamo anche estendere e capire che in un momento di necessità, in un momento in cui forse dobbiamo predicare il Vangelo, dobbiamo rispondere delle domande, magari domande anche un po' inopportune, lo Spirito di Dio ci aiuterà. Non significa però che non dobbiamo preoccuparsi e imparare la parola di Dio, di approfondirsi nelle scritture, che non ci serve studiare, non è questo. La nostra parte dobbiamo fare, ma una volta che la facciamo, Dio ci aiuterà. Come cristiani, lo Spirito Santo è sempre in mezzo a noi, è sempre in noi. E è questo Spirito che ci guiderà. Non ci serve avere paura. Quello che ci serve è avere coraggio per parlare di Dio. Martin Lloyd-Jones dice che se tu non stai pregando per trovare porte aperte per il Vangelo, allora non hai capito cosa significa essere cristiano. I tre punti che abbiamo visto sulla preghiera, ricordate quali sono? Il primo, assiduità. Il secondo, essere attenti. Il terzo, ringraziare. Assiduità, attenzione e ringraziamento.
Ma tutto questo, in mezzo a tutti questi tre aspetti, dobbiamo sempre pregare per avere opportunità, porte aperte per pregare il Vangelo. Ah, io non ho opportunità. Ce l'hai. Anche se non pregate per questo, ce l'avete. Vi racconto una piccola storia di un uomo chiamato John Harper. Conoscete? Avete già sentito parlare di John Harper? No? Sapete cosa è successo nel 14 aprile del 1912? No? Come si dice? Titanic. Il 14 aprile, in quella sera, è quando il Titanic ha colpito un iceberg. Su quella nave c'era un uomo, un pastore battista chiamato John Harper. Questo pastore era uno di quelli che pregava spesso per avere opportunità di pregare la parola di Dio, pregare il Vangelo. Lui aveva ricevuto, era un scozzese, era questo, aveva ricevuto un invito di una chiesa a Chicago, in America, per pregare durante un paio di settimane. Lui ha messo la sua figlia, lui era vedovo se non sbaglio, ha messo la sua figlia piccola in quella nave insieme a lui e aveva portato anche la sua nipote, la figlia del suo fratello mi pare, che era un po' più grande, per aiutare a prendersi cura della bambina. Tutti e tre, lui, la nipote, la figlia piccola, su Titanic. La storia conoscete bene, ha colpito l'iceberg, ha iniziato a affondare. Lui ha messo le ragazze su una di quelle piccole barche, sì, ha messo la piccola lì, e poi cosa ha fatto? Ha iniziato a pregare, a predicare il Vangelo a tutte quelle persone. E lui urlava prima le donne, i bambini e quelli che non sono salvi, perché lui voleva che queste persone avessero l'opportunità di sentire la parola di Dio, di conoscere il Vangelo di Gesù Cristo. E lui è morto ghiacciato mentre predicava a quelle persone. Molti anni dopo, un ragazzo, anche lui mi pare, no, questo in Canada, raccontando, perché lui era uno di quelli che erano sopravvissuti al disastro, dando il suo testimone in una chiesa in Canada, ha raccontato che quella sera lui è stato salvato 2 volte. Prima, quando è riuscito ad attaccarsi in un pezzo di legno, e il secondo, mentre era lì, aveva ascoltato le parole di John Harper che predicava il Vangelo di Cristo e lui si è convertito in mezzo al mare ghiacciato. Le opportunità ci sono. Lui ha deciso di morire per predicare il Vangelo. Poteva anche lui aver entrato in una di quelle piccole barche. Ha deciso di restare insieme alle altre persone per parlare di Dio a loro. Non sappiamo quante persone si sono convertite, ma sappiamo che almeno uno quella sera ha ascoltato quelle parole e si è convertito. E io sono sicurissimo che quest'anima è valuto ogni sacrificio di quell'uomo. Quali sono le nostre scuse per non parlare di Dio alle persone che sono accanto a noi? Forse il grande problema della Chiesa, non della nostra Chiesa, ma della Chiesa in generale,
è non subire più persecuzione come in quel tempo, perché questo stato di comodità in cui ci troviamo è diventato un grande problema nella nostra realtà. Stiamo bene così, non ci preoccupiamo, non soffriamo. Cosa cambia? Non è avere libertà di parlare di Dio che serve alla Chiesa, quello che serve è il coraggio di parlare di Dio, anche in mezzo a difficoltà. Parlare della grazia di Dio, parlare del suo sacrificio, parlare della sua opera redentrice, di quello che ha fatto per noi, di quello che ha subito per noi. E anche la speranza che un giorno Lui tornerà per noi. Amen? Preghiamo. Padre, che possiamo ricordarsi nelle nostre preghiere di chiedere anche a noi opportunità di parlare del suo Vangelo, parlare del sacrificio del tuo Figlio. Ma non solo chiedere, che possiamo approfittare delle opportunità che ci sono giorno dopo giorno, sia a scuola, sia al lavoro. Questa notizia è troppo buona per mantenerla soltanto per noi, Signore. Che possiamo avere il coraggio che il tuo Santo Spirito possa essere insieme a noi e parlare attraverso di noi a queste persone. Grazie perché, nonostante le difficoltà che possiamo affrontare nelle nostre vite, abbiamo la certezza, la sicurezza della vita eterna in Cristo Gesù. Grazie di tutto, Padre. In nome di Gesù. Amen. Invito la Chiesa a stare in piedi, che possiamo cantare a Lui, ricordandosi che siamo riuniti qui per adorare a Lui, per capire più il suo regno e così poter parlare di più di Lui. Lui ci ha chiamato per questo. Gesù, in tua presenza siamo riuniti qui, il viso contempliamo e arrendiamoci a te, perché un dì la tua morte ci portò la vita, lo completo accesso al cuore del Padre, il velo che separava e Dio separerà, la luce una volta spenta ora brilla e sempre forte brillerà. Per adorarti, rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo riuniti qui. Gesù, in tua presenza siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo e arrendiamoci a te, perché un dì la tua morte ci portò la vita e donò completo accesso al cuore del Padre.
vita sempre forte brillerà. Cantiamo Chiesa per adorarti, per adorarti, rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo riuniti, siamo riuniti qui, siamo riuniti qui. Adesso abbiamo gli avvisi, giusto? Sì. Veloce, veloce. Piccoli gruppi stasera non ci sono. Il campeggio a fine maggio 2026. Probabilmente il prossimo sabato riusciremo già a portare più informazione, perciò state attenti. Sarà anche la possibilità di pagare in rate, quindi un modo di facilitare la cosa. Avvisate i vostri genitori soprattutto, perché per molti di voi saranno loro a pagare, perciò va bene. Quindi fine maggio, probabilmente il penultimo weekend di maggio 2026, il nostro campeggio è questo. C'è un'altra? Sì, chiediamo una canzone per finire, quindi invito la Chiesa, alzatevi in piedi e cantiamo con gioia e allegria. Stella del mattino, arrendere Signore, la lode va a Lui, colui che morì, ma sola morte trionfò, la lode va a Lui. Cantiamo Gesù. Gesù, tu sei Re, regna nei nostri cuori, tu hai il regno di potere per sempre. Amen. La tua Chiesa canta a te, sa la voce per dichiarare, un solo popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua Chiesa canta a te, sa la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Sei il Re, sei il Re. Stella del mattino, ai re dei re Signore, la lode va a Lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò, la lode va a Lui. Gesù, tu sei Re, regna nei nostri cuori, tu hai il regno di potere per sempre. Amen. Cantiamo la tua Chiesa, la tua Chiesa canta a te, sa la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua Chiesa canta a te, sa la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte.
Amen, amen. L'onore e la lode è tutta a Lui. Dio vi benedica. Ciao.